Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato dal napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calciomercato. Come avete visto nello shorts che ho pubblicato prima, vi facevo vedere che mi sono arrivate una maglia di McTominay e una maglia del portiere del Napoli, Milinkovic Savic, verso Halloween. Mo vi faccio mostrare la prima maglia del Napoli di McTominay e poi magari in qualche prossimo video, in qualche video che uscirà tra domani, dopodomani, faccio vedere l'altra. Allora, come vedete, scudetto del Napoli, logo del Napoli, Milinkovic, scusate, MSC e A7, poi dietro numero 8 McTominay, tutto ufficiale, c'è anche una cosa dell'ufficialità. Allora, io direi di iniziare subito con le varie news di calciomercato. Allora, parliamo di una notizia del calciomercato estero. Allora, Saka, Bukayo Saka, alla brasiliana, è brasiliano, sì, Bukayo, no, inglese, scusate, verso inglese, rinnova il suo contratto con l'Arsenal per 5 anni per 5 anni, quindi fino alla stagione 29-30 più o meno. Poi Sterling attualmente gioca nel Chelsea, è stato proposto dai suoi agenti di nuovo al Napoli. Se ve lo ricordate, è stato proposto al Napoli anche in estate. Sui miei account, sui miei account ve ne ho parlato, però all'epoca io non avevo ancora il canale YouTube, quindi non ne potevo parlare su YouTube. Ma vabbè. È stata proprio riproposta a Napoli, però essendo che il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti, non può girare in prestito come Napoli preferirebbe, un prestito dove parte dello stipendio deve essere pagato dal Chelsea perché ha uno stipendio mostruoso, il Napoli dovrebbe prenderlo a titolo definitivo, però sappiamo che cosa il Napoli sta affrontando, cioè che un mercato sta affrontando un mercato a saldo zero, e quindi deve prima fare 1/2 cessioni per poi prendere Sterling e poi magari provare a fare tipo un biennale dove nella prima stagione, nelle prime 2 stagioni, il 40%, magari il 40-50% dello stipendio viene pagato dal Chelsea. Poi Brescianini, tu Fiorentina. Sì, lui è un nuovo giocatore della CF, della Fiorentina. E se lo ufficializziamo oggi, mi è arrivata la news nel pomeriggio, e la Fiorentina lo prende in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni e mezzo più 500 mila euro di bonus, quindi in teoria 12 milioni. E Brescianini deve essere riscattato dall'Atalanta perché giocava all'Atalanta prima di trasferirsi, perché tra poco partirà per la Fiorentina e andare a fare le visite mediche. Prima dovrebbe essere scattato dalla Fiorentina in caso di salvezza, però è una cosa che l'Atalanta ha fissato come obbligatorio, cioè se la Fiorentina si salva è obbligatorio che la Fiorentina deve scattarlo. Poi Marusic ha appena rinnovato con la Lazio, ha rinnovato il suo contratto di altri 2 anni, no, vale dire una scemità, fino a giugno 2028. Poi Edoardo Bove
vi posso confermare che rescinde il contratto con la Roma, però al momento non ci sono le squadre che alcuni, tra virgolette, esperti di mercato dicono. Al momento il giocatore si è appena rescisso il contratto e nei prossimi giorni ha detto in pratica fatemi godere questo weekend e poi nei prossimi giorni da inizio settimana prossima, da lunedì prossimo inizierò a vedere se i progetti di qualche squadra mi interessano. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!